Bentornati su FIPAV Veneto TV e buona Pasquetta a tutti voi. Come da tradizione si svolge oggi l'edizione 2015 di uno degli eventi più attesi e spettacolari della stagione indoor, la Coppa Triveneto. Il torneo che mette di fronte le vincitrici della Coppa regionale di Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Sul campo questa mattina il Delta Volley Portoviro contro Volleyball Udine per il maschile, è finita 3-0 per i veneti, 25-18, 25-19, mentre il terzo set si è chiuso ai vantaggi 27-25. Sul campo femminile le ragazze del Volley Dolo, che hanno invece ceduto la prima vittoria alle friulane del Villa Dies Pharma Derbe per 1-2, 17-25, 23-25 e 25-23. Loro hanno posto 6 che corre verso 1, zona 6 si apre come cambio palla delle quale, solo poco. Dai. Marta Libralato, capitano del Volley Dolo. Cosa ci racconti di questa Coppa Triveneto? È stata una bella esperienza per tutte, penso, peccato un po' per il risultato, insomma non è stato dei migliori, però vabbè, abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Chissà il prossimo anno forse qualcosa di meglio verrà fuori e adesso al massimo tifiamo per i nostri maschi che vadano avanti. Lever Lara, capitano del C9 Pregis Trento, vincitrice dell'edizione 2015 della Coppa Triveneto. Cosa ci racconti? È stata un'esperienza fantastica e noi ragazzi ci credevamo, questa Coppa, abbiamo vinto la Coppa Trentino, eravamo cariche, in campionato stiamo facendo bene e quindi questa è veramente una vittoria meritata e che volevamo vincere. Sì, è la prima volta per noi, prima volta sia in Coppa Trentino che in Coppa Triveneto, quindi l'emozione è ancora più forte perché ci siamo. Grazie mille. Consigliere federale Pino Mazzon, una Coppa Triveneto che sfocerà poi il 2 giugno nella Coppa delle Alpi a Milano. Qual è il senso di queste manifestazioni? Ma questa è una delle cose che facciamo in collaborazione fra queste nostre regioni. Questa è la parte, chiamiamola, agonistica, ma ci sono tante altre iniziative che noi abbiamo in comune e di questo andiamo orgogliosi. Non è più un rapporto come era all'inizio semplicemente tra 3-4 presidenti che andavano d'accordo, ormai è diventata una realtà di realtà regionali che vanno d'accordo e che hanno obiettivi e anche un modo comune di vedere le cose e di lavorare. Questa manifestazione, lo vediamo ora, darà spazio alla squadra femminile e a quella maschile che vinceranno di partecipare alla Coppa delle Alpi.
Roberto Maso, presidente FIPAV Veneto, un bilancio su questa Coppa Triveneto 2015. Il bilancio positivo perché è la Coppa Triveneto è un'occasione di incontro e di confronto tecnico fra le realtà delle tre regioni, Trentino Alto Adige, Friuli e Veneto, quindi per noi è sempre un'esperienza positiva, oggi più che mai perché abbiamo la vittoria del maschile che dà un segnale forte per l'attività nostra del Veneto. Siamo con Bertaglia Federico, capitano del Delta Volley Porto Viro, una vittoria 3-0 secca, cosa ci racconti? Ti dico, è stata una cosa incredibile, non conoscevamo le squadre, quindi non siamo riusciti a preparare le partite come facciamo ogni sabato, però abbiamo giocato come sappiamo giocare, quando giochiamo così non c'è per nessuno sinceramente. L'anno scorso in Serie D sto facendo le cose, per le d'oca, sto dicendo, è una cosa fantastica. Il Comitato Regionale Veneto che ha organizzato quest'anno l'edizione 2015 della Coppa Triveneto